Grave incidente nel pomeriggio lungo la strada statale 308 a Loreggia, al confine con Resana. Per cause ancora in corso di accertamento, intorno alle 14 si sono scontrati frontalmente un furgone adibito al trasporto alimentare della società agricola Del Santo di Loreggia e un autocarro che trasportava materiale in alluminio. Nell'impatto è rimasta coinvolta anche un'auto. Ad avere la peggio è stato l'autista dell'autocarro, un cinquantenne di Due Ville. Rimasto incastrato nell'abitacolo, è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco di Castelfranco Veneto, ma il medico del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Ferita la conducente del furgone per il trasporto alimentare, dopo essere stata stabilizzata sul posto, è stata trasportata al Cafoncello di Treviso. La donna alla guida dell'auto coinvolta è stata invece trasportata in ospedale in ambulanza. La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia tra Resana e Campo San Piero, con pesanti ripercussioni sul traffico. Sul posto la polizia locale per i rilievi e i carabinieri per la gestione della viabilità.